Eder. Mech. Pallister. La tragica vicenda di Mara Favro, che ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità, ha trovato una dolorosa conclusione con la conferma della sua morte. Da tempo si sospettava che l'esito potesse essere questo. Ma la conferma è giunta in maniera ufficiale dopo i risultati delle analisi del DNA effettuate sui resti ossei rinvenuti nei boschi della Val Susa. Questo luogo, caratterizzato da una natura selvaggia e impenetrabile, è distante solo pochi chilometri da dove Mara Favro, una donna di 51 anni, era stata vista per l'ultima volta nel cuore della notte tra il 7 e l'8 marzo 2024. Quella sera Mara aveva appena terminato il suo turno nella pizzeria dove lavorava, ma non aveva mai fatto ritorno a casa. I legali della famiglia sono stati i primi a confermare la notizia. L'avvocato Roberto Seraniti, che rappresenta la famiglia, ha dichiarato che l'esame del DNA ha inequivocabilmente identificato i resti come appartenenti a Mara. Ha poi spiegato che, in seguito a questa scoperta, sarà formalmente assegnato l'incarico a un medico legale per condurre un'analisi approfondita del corpo e determinare con esattezza le cause del decesso di Mara. È ciò che ci aspettavamo, ha affermato Seraniti, esprimendo un sentimento di inevitabilità, aggiungendo che uno dei compiti più delicati sarà comunicare questa tragica notizia alla figlia di Mara. Nonostante la famiglia fosse preparata ad affrontare la dolorosa realtà, l'urgenza di comprendere i dettagli delle circostanze che hanno portato alla morte di Mara rimane. Un aspetto cruciale che il medico legale dovrà valutare sarà se si è trattato di una morte violenta, un compito reso complicato dalla condizione dei resti. Sono stati rinvenuti in un contesto che ha intrinsecamente posto varie difficoltà per le indagini. Oltre al ritrovamento, ulteriori sviluppi sono emersi. Sono state individuate fratture multiple sui resti, fratture verificatesi dopo il decesso. Questo dettaglio alimenta l'ipotesi che Mara Favro possa essere stata uccisa e successivamente il suo corpo trasportato e gettato nel diruppo, in un'area isolata vicino a un fiume nella zona boschiva di Gravere, Torino. La Procura di Torino, pertanto, ha disposto accertamenti tecnici definitivi sui resti, nel tentativo di raccogliere ogni possibile elemento utile all'indagine. In precedenza, i magistrati della Procura avevano già aperto un fascicolo di indagine ipotizzando reati molto gravi quali l'omicidio e l'occultamento di cadavere in relazione alla scomparsa di Mara. Sotto la lente degli inquirenti ci sono due individui: Vincenzo Milione, proprietario della pizzeria dove Mara lavorava, e Cosimo Esposito, un ex dipendente dello stesso locale. È noto che questi due uomini sono stati tra le ultime persone a vedere Mara viva. Tuttavia, entrambi si dichiarano innocenti e completamente estranei ai tragici eventi che hanno portato alla scomparsa e alla tragica morte della donna. Cazzo. La tragica vicenda di Liliana Resinovic, una donna la cui scomparsa e successiva morte hanno costernato la comunità di Trieste, ha visto emergere nuovi e significativi elementi grazie a una minuziosa perizia di 240 pagine. Liliana era scomparsa il 14 dicembre 2021, e il suo corpo è stato ritrovato 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022, nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. La dettagliata analisi forense offre una chiara ricostruzione delle circostanze della sua morte, ponendo le basi per identificare l'assassino. Nel corso delle indagini sul corpo, sugli abiti e sui sacchi di plastica che avvolgevano Liliana, gli esperti, sotto la direzione dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, hanno isolato 15 reperti, tra capelli e peli, che sono stati ritenuti fondamentali per ulteriori indagini. Questo piccolo ma significativo campione di tracce biologiche è stato già segnalato alla Procura, che è pronta ad avviare ulteriori esami basandosi sulle ultime tecnologie disponibili. Il DNA ha rivestito un ruolo cruciale in diverse inchieste precedenti, come quella di Yara Gambirasio, e si prevede sarà altrettanto fondamentale in questo caso. Gli esperti, infatti, raccomandano l'uso delle nuove tecnologie di sequenziamento massivo, conosciute come Next Generation Sequencing. Queste tecnologie permettono di sequenziare simultaneamente un gran numero di frammenti di DNA o RNA, riducendo costi e tempi in modo significativo rispetto ai metodi tradizionali.
La perizia propone anche di riesaminare gli estratti genetici già raccolti durante le indagini, compresi quelli provenienti da un laccio intorno al sacchetto posizionato al collo di Liliana, dai sacchi esterni, da una bottiglia d'acqua ritrovata vicino al cadavere e da 2 formazioni pelifere campionate dalla scientifica nella fase iniziale delle indagini. Sul fronte delle cause di morte, la perizia dissipa definitivamente i dubbi sul suicidio, evidenziando che Liliana è deceduta per asfissia meccanica esterna. Questo termine tecnico indica un soffocamento diretto, seguito dall'applicazione di forze contusive sul corpo, specialmente alla testa, alla mano destra, e presumibilmente anche sul torace e sugli arti. L'esame evidenzia ferite visibili sulla fronte, sulla palpebra destra, al labbro, al naso e lesioni da difesa alle mani. Particolarmente significativa è la frattura alla faccetta articolare superiore sinistra della vertebra toracica T2, probabilmente riconducibile a un braccio che strinse il collo da dietro. Gli esperti sottolineano che tutte le ferite, sebbene non mortali, risultano compatibili con un'aggressione avvenuta poco prima del decesso. Liliana è stata uccisa attraverso l'occlusione esterna di naso e bocca da parte dell'assassino utilizzando mani o tessuti morbidi. Le ferite non possono essere considerate il risultato di un evento accidentale. Il coinvolgimento di una terza persona appare quindi inevitabile. La perizia chiarisce che non ci sono prove scientifiche che supportino l'ipotesi di suicidio. Inoltre, è stato specificato che Liliana è deceduta con grande probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021, dopo aver consumato la colazione. Nello stomaco sono state trovate tracce di uva passa e cereali, i suoi ultimi pasti. Infine, uno dei quesiti posti dal giudice per le indagini preliminari di Trieste, Luigi Dainotti, riguardava la possibilità che il corpo fosse stato spostato. Secondo i periti, è altamente probabile che il corpo di Liliana sia sempre rimasto nel luogo in cui è stato ritrovato, suggerendo che l'assassino abbia operato in un contesto di estrema discrezione e furtività. Non è una vittoria perché sapere che è stata così selvaggiamente picchiata una persona così cara, così gentile, così per bene come lei, farla finire in quel modo. Io credo che c'è stato qualcuno che veramente, non so perché, ma l'ha odiata tanto, ma tanto per farla finire così. Forse per invidia, per gelosia, per soldi, non lo so. Comunque secondo me doveva essere una persona più alta, molto alta, perché quel gesto che ha fatto il dottor Fineschi si riferisce soltanto a una persona alta, può farlo, non certo una come me. Però c'è ancora una cosa che bisogna capire, perché non so se vi ricordate della famosa coperta che è stata messa nella bara appallottolata vicino alla faccia di Liliana. Sebastiano me l'ha data a tutti i costi, doveva finire in quella bara. E poi la cassa, se vi ricordate, chi è che ha chiesto da subito che volesse cremarla? Noi non abbiamo scelto quella bara, io e Sergio. Beh, Sebastiano non ha mai fatto niente per opporsi al suicidio, non ha fatto altro che volerla cremare da subito, forse già bastava questo per indagarlo. Voleva cremarla da subito. Anche in questi giorni lo sta dicendo, ma questo è un altro problema che risolveremo più avanti. Io volevo far notare che adesso si è capito perché lui non l'ha cercata. È chiaro? Perché non l'ha cercata? Perché è rimasto a casa sul divano, perché si è costruito l'alibi con le GoPro quando era ancora scomparsa. Io mi sono fatta una mia idea, sarà sicuramente sbagliata perché non ho le competenze per dimostrarlo, però se lei è stata messa nuda dentro un sacco, hai presente quelli che si conservano i vestiti, e poi a volte in una coperta, magari messo sul suo corpo nudo qualche sostanza, perché non è difficile, no? Cioè, quelli delle camere, delle pompe funebri usano questi prodotti per conservare la salma fino al giorno del funerale, qualche volta anche mesi purtroppo,
succede. Quindi io credo che qualcuno che abbia di queste conoscenze ha fatto sì che quel corpo non andasse in putrefazione. Bisogna capire che quel parco, quel boschetto, non è solo quel boschetto. Lei potrebbe essere stata per alcuni giorni anche a 100 metri più su, dove c'è una casa diroccata, dove c'è la famosa chiesetta. Sebastiano ha detto di sapere chi è il killer, praticamente Claudio Sterpin. Ma certo, ma che abbia il coraggio almeno di dire il suo nome, no? Perché non lo dice? A parte il fatto che io credo ciecamente a Claudio, perché ha dimostrato dov'era, cosa ha fatto, è stato visionato, non come lui non è stato visionato. La polizia ha preso per buoni i suoi video dal cellulare, non dalla GoPro. La polizia è andata a cercare la commessa, che poi è sparita perché probabilmente lavorava in nero. È stata interrogata la titolare e la titolare ovviamente, se aveva qualche impiegata in nero, non ti dirà mai la verità. Allora la polizia deve andare a cercare questa ragazza. Oggi bisogna fare un test d'ingresso anche per entrare in bagno, ma a quanto pare non per fare l'ospite televisivo. È importantissimo sottolineare che Claudio Sterpini si ferma 2 minuti davanti alla Wind, questo non è certificato dalle telecamere ma dal GPS montato nella sua stessa auto. Tra l'altro quel negozio è stato chiuso in 448, si sono trasferiti. Perché si sono trasferiti? Da una via centrale. Spiegatemelo voi. Parliamo che alla Wind non hanno visto Claudio. Ditemi chi ha visto Sebastiano 3 ore nel magazzino, perché per par condicio dobbiamo fare uno e anche l'altro. Io nelle mie interviste molte volte ho detto: perché non indagare Sebastiano, che era l'ultimo che l'ha vista vivo, e Claudio, che aveva appuntamento con lei, anche se io per Claudio metto la mano sul fuoco, però per giustizia per Liliana andava fatto questo 3 anni fa. Però così cioè io penso che i protocolli ci sono, come non sono stati usati per scoprire Liliana e quello che era successo, e poi un procuratore scrive sul giornale: in quel momento non avevamo indizi, non avevamo prove, e tutte quelle che sono venute fuori dopo dove le hanno nascoste? Nel cassettino. Ci sono anche le spighettine delle scarpe che sono state allacciate alla rovescia. Se forse si va a guardare là si trova, perché con i guanti non puoi allacciare le scarpe. Può ancora dire tanto, ma io adesso vorrei aprire una parentesi, diciamo così. Io vorrei che il nuovo procuratore, il nuovo magistrato potesse lavorare con tranquillità, perché noi il nostro scopo, che era quello di non chiudere per suicidio, l'abbiamo raggiunto. Aspettiamo le nuove indagini, aspettiamo i 24 punti che mancano, che sono tanti, ci vorrà del tempo, noi siamo consapevoli. Io vorrei che tutti venissimo ascoltati, e se c'è la necessità di venire iscritti nel registro di indagati non abbiamo nessun problema. Io spero che si arrivi a una giusta conclusione, perché adesso abbiamo dato la verità a Liliana, che non si è suicidata, ma adesso ci serve la giustizia, ma non per lei, non per noi. A noi non ci interessa il nome di un presunto colpevole, noi vogliamo la verità e la giustizia per Liliana. Ma io vorrei che queste persone che sono predisposte a fare questo lavoro, che lo facessero, e se sbagliano che lo ammettano, non che vengano promossi sul campo, perché se io nel privato sbagliavo nel mio lavoro, il giorno dopo ero già a casa, non venire più. Questo non è giusto. Abbiamo fatto anche un referendum, se non sbaglio. Perché continuare a mimetizzare il fatto che molti hanno sbagliato? Non so per quale motivo, non lo so, posso avere la mia idea, però non è giusto nei confronti di nessuno, perché io vorrei vedere queste persone che hanno preso il caso sotto gamba, se fosse stata una loro amica, una loro cugina, una loro sorella, avrebbero fatto nello stesso modo, o si sarebbero veramente comportati diversamente, attuando tutti i protocolli che una legge dice. È una legge che lo dice, e loro sono tutori della legge e ci hanno sempre trattati a pesci in faccia. Ci hanno sempre voluti convincere del suicidio.
Sebastiano, sentiamo sempre ringraziare l'associazione Penelope e tante altre persone. Secondo te invece chi bisogna ringraziare se si è fatta un po' di verità? YouTuber, quello che ha creato tutto sto casino, tutta sta roba, sono youtuber. Io non ce l'ho con gli youtuber perché conosco parecchi di loro che fanno il loro lavoro bene, riportano ogni giorno quelle che sono le cose. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.